Young Reporter incontra il responsabile di A-Towers Nord-Est. Cos'è il Towers e di cosa si occupa? Elettronica Industriale Towers è la nuova denominazione di una società nata dalla fusione di DMT, Digital Multimedia Technology, e A-Towers, che era una parte di elettronica industriale, e si occupa, detto in inglese, di hosting e service, detto in italiano di ospitalità e manutenzione di impianti di telecomunicazione broadcast. Attualmente in Veneto, nella regione Veneto, ci sono due sedi. C'è la sede ex di elettronica industriale, oggi di A-Towers, la sede centrale dell'area nord-est, e poi c'è la sede di Padova di DMT, oggi A-Towers, e dobbiamo, come si dice, capire come organizzare queste cose qua, e circa 140 siti di trasmissione, cioè postazioni con dentro apparecchiature in cui si opera per conto dei clienti. Quali sono le prospettive in breve termine per il broadcast televisivo? Allora, quello che succede adesso è che in Italia si finirà lo switch off, nelle regioni del sud passeranno al digitale, questo entro giugno, poi bisognerà abbandonare i canali dal 61 al 69 a favore della telefonia, e ci sarà una redistribuzione delle frequenze tra le televisioni, le emittenti locali. Questa è la prima cosa. Dopodiché sta crescendo lentamente l'utilizzo dell'alta definizione, perché il digitale ormai non lo fa più diventare un avvenimento. Chi vuole va in alta definizione, chi non vuole non ci va, e alta definizione cominciano ad esserci anche i primi programmi 3D che vengono trasmessi in tre dimensioni.